Con TG una buona giornata, tra l'altro oggi è una giornata del tutto particolare perché saremo in collegamento alle 12 proprio con il governatore del Veneto Luca Zaia, che parlerà proprio dei grandi giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. Ci sarà questa conferenza stampa in cui verranno presentati tutti i progetti culturali che andranno a far da corollario alla grande manifestazione, alla Kermesse dei giochi del 2026, assieme al presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Poi vedremo, l'evento sarà seguito dalla collega di Venezia Ilaria Marchiori. Ci saranno anche il ministro della cultura Dario Franceschini, il presidente del CONI e della fondazione Milano Cortina 2026 Malagò e il CEO della fondazione Vincenzo Novari. Insomma, sarà davvero un appuntamento da seguire per cercare di capire che cosa ci aspetteremo in questo grandissimo evento Milano Cortina 2026. E diamo intanto uno sguardo alle variazioni che ci sono state ai nuovi casi positivi delle ultime 24 ore, un numero che ai noi è sempre in crescita, perché nell'ultima giornata si sono verificati 3.677 nuovi casi positivi. Siamo a un totale di 561.882. Andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali, vediamo subito che nell'area non critica ci sono nuovi 43 pazienti ricoverati, 2 nuovi pazienti in terapia intensiva. Di questi si va a sommare un totale di 929 persone ricoverate in area non critica. Il totale dei ricoverati positivi, 135 sono il totale dei ricoverati in terapia intensiva. Altissimo il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. 19 persone non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita nell'ultima giornata. Andiamo a vedere la situazione invece legata alle vaccinazioni. 46.510 nuove dosi somministrate, di queste 2.032 sono prime dosi, 1.623 è il delta dei cicli completati, mentre per quanto concerne le terze dosi o addizionali booster, come vogliamo chiamarle, sono state realizzate nell'ultima giornata 42.789. Praticamente la percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite è pari al 97,6%. Parlando appunto di vaccinazioni, di aumento di nuovi casi, è intervenuto anche lo stesso Premier Draghi, che sapete benissimo ha fatto slittare il periodo dello stato di emergenza. Ma allora sentiamo. L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron, dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa. Nell'ultima settimana all'interno dell'Unione Europea si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita. Il Governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito tutti i cittadini a mantenere la massima cautela e a continuare a rispettare le regole che ci siamo dati. I dati di oggi descrivono però un quadro molto diverso da quello dell'anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297.000. 12 mesi fa erano 675.000. Ecco, intanto è proprio il Premier Draghi che lancia questo accorato appello a tutte le persone, agli italiani e alle italiane, appunto, a vaccinarsi come unico modo per riuscire a limitare la pandemia e arginare la pandemia. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione. Nell'arco di un anno in Italia abbiamo vaccinato con 2 dosi
quasi 46 milioni di persone e oltre 300 milioni in tutta l'Unione Europea. È una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la struttura del Commissario per l'emergenza, la Protezione Civile e tutti i cittadini. Pochissimo. Così siamo nuovamente in diretta. Abbiamo detto proprio in apertura di telegiornale che sta crescendo in maniera importante, sono più di 3.600 i nuovi casi Covid positivi registrati nelle ultime 24 ore. Intanto sono in sofferenza anche gli ospedali. Siamo andati a vedere com'è la situazione per quanto concerne l'azienda sanitaria ULSS 6 Eugania, e le terapie intensive sono completamente intasate. Di conseguenza ci troviamo di fronte a persone che hanno scarsa fiducia su quello che è la nostra offerta terapeutica, per cui dal nostro punto di vista è ancora più faticoso, perché dobbiamo anche cercare di convincere che stiamo facendo di tutto per farli stare bene, non solo loro ma anche i familiari. Noi siamo abituati a ricevere lettere di avvocati che ci chiedono particolari terapie che devono essere impostate, nonostante siano terapie che non sono riconosciute ormai né dall'AIFA né dalle organizzazioni mondiali sanitarie. Il racconto fatto da Fabio Barato, direttore della terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, è ormai la triste quotidianità che affrontano i sanitari in prima linea contro il Covid. In tutti gli ospedali dell'USL 6 attualmente ci sono 119 pazienti contagiati, 21 nelle terapie intensive di Schiavonia, Cittadella e Piove di Sacco, 98 nei reparti di area medica e subintensiva. Anche gli ospedali di comunità di Campo San Piero, Piove di Sacco e Conselve hanno i posti letto occupati. Decisamente migliore rispetto al dicembre del 2020 la situazione nelle RSA, quasi tutte Covid free. Si registrano solo 4 anziani positivi asintomatici e un cluster di 3 positivi in una comunità per disabili. La curva dei contagi non si abbassa, sono 162 le classi in quarantena in tutta la provincia. L'attacco hacker ha messo a dura prova le attività di tracciamento, con ritardi nella refertazione dei test molecolari e le code nei punti tamponi. La prossima settimana l'esercito affiancherà l'USL con una linea dedicata ai tamponi. Intanto si procede a ritmo serrato con le vaccinazioni, più di 9.000 dosi fatte in sole 24 ore. Fino a febbraio ci sono ancora 80.000 posti liberi. In 3 settimane sono state somministrate quasi 11.000 prime dosi. L'USL con i pediatri si prepara alla vaccinazione dei bambini, già 2.300 i posti prenotati. Vaccineremo quindi nei nostri studi dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica saremo nel lab della fiera con 4 o 6 linee, dipende appunto dalla necessità di aperture. Il sabato e il mercoledì pomeriggio saranno aperti anche saremo presenti agli hub di Cittadella e di Este. Negli hub i piccoli avranno linee vaccinali dedicate. L'USL ha i 3.500 posti ancora disponibili, ne ha aggiunti altri 1.000 nelle scorse ore. E c'è inevitabilmente parecchia preoccupazione tra la gente in vista della possibilità, che non è più un'ipotesi ma è sempre più reale, del rientro del Veneto in zona gialla, soprattutto sotto il periodo natalizio. Feste colorate di giallo per veneti e padovani. Da lunedì probabilmente la nostra regione lascerà la zona bianca. Aumenteranno dunque le restrizioni. La mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto, ci sarà il limite di 3 persone in auto e il divieto di superare i 4 commensali ai tavoli di bar e ristoranti. Esclusi però i possessori di Green Pass rafforzato, quello rilasciato a vaccinati e guariti. La paura però è che dalla zona bianca si passi a quella arancione o rossa. Timore che possa accadere, perché ci avviciniamo alle feste, vedo molta gente in giro, quindi mi sa di sì. Beh, un po', non farò il solito Natale di 20 anni fa. Che Natale sarà? Un po' in famiglia. Si evita luoghi affollati? Sì, anche se sono vaccinata.
La situazione è triste, però mi sembra che insomma, se abbiamo un po' di buon senso forse ce la facciamo a venirne fuori. Penso che fino alle feste ci arriviamo normalmente e poi dipenderà da come ci comportiamo tutti quanti durante le feste. L'opinione degli intervistati su come si sta gestendo l'epidemia resta comunque buona. Penso che stia facendo il massimo, anche perché è un virus nuovo e conosciamo poco di questo virus. Direi che è abbastanza equilibrata la situazione, perché non bisogna perdere l'attenzione ma neanche esagerare. Io tra un po' parto per la stagione invernale, quindi speriamo bene, in montagna, quindi speriamo bene, dai. I vaccini ce li ho, la mascherina ce l'ho, più di così nelle mani del Signore, adesso vado a Sant'Antonio. E anche l'ULS1 ha fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda nuovi contagi, parlando anche della campagna vaccinale e toccando anche il tasto che riguarda la programmazione per i vaccini relativamente alla fascia dei più piccoli, quindi 5-11 anni. Sono 131 nell'USL 1 le prenotazioni arrivate nelle prime ore per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il 16 dicembre si partirà con l'immunizzazione, coinvolti i pediatri che potranno vaccinare nei propri ambulatori o negli hub. Nel distretto numero 1 la maggior parte dei pediatri, cioè 10 su 11, vaccineranno nel proprio ambulatorio e una collega invece vaccinerà nell'hub di Sedico. Per il distretto numero 2 l'organizzazione sarà esattamente l'opposto, cioè 7 pediatri vaccineranno nell'hub e una collega vaccinerà nel proprio ambulatorio. Nelle zone più periferiche, a Gordino, Cadore e Comelico, tutti i pediatri procederanno con le vaccinazioni nei propri ambulatori, un giorno a settimana che verrà stabilito nelle prossime ore. Dai medici un messaggio ai genitori. Tutte le paure sono comprensibili. Noi capiamo bene quello che c'è dietro la scelta di un genitore. C'è una paura che noi comprendiamo e che cerchiamo in tutti i modi, per quello che è umanamente possibile fare, di superare con la nostra disponibilità di incontri, chiarimenti. Intanto nel Bellunese si contano oggi 112 nuove positività, con un'incidenza nell'ultima settimana di 271 casi per 100.000 abitanti. È nella fascia 45-64 anni che si conta il maggior numero di contagi, a seguire i 25-44 anni. Attualmente sono 30 le persone ricoverate in area medica, 4 in terapia intensiva, 7 nell'ospedale di Comunità di Feltre. A preoccupare in questo momento sono i pazienti tra i 50 e i 70 anni. Hanno sviluppato delle forme di polmonite piuttosto grave con insufficienza respiratoria e queste sono persone generalmente anche senza rilevanti ecopatologie, quindi il SARS non è una infezione da sottovalutare anche in persone sane. Poi ci sono i grandi anziani vaccinati con 2 dosi, con il richiamo fatto tra aprile e maggio, dunque con una protezione anticorpale ormai bassa. Queste persone generalmente sviluppano forme a un'evoluzione migliore rispetto alle persone non vaccinate. Ecco, restando a parlare dei più piccoli, per quanto concerne l'ULS 7 Pedemontana, si è registrata una vera e propria corsa per la prenotazione alla vaccinazione della fascia 5-11 anni e poi tra l'altro da giovedì prossimo ci sarà anche la prenotazione per i tamponi. Dopo le lunghissime file che vi abbiamo riportato anche nei nostri telegiornali, lunghissime file tra l'altro con persone che positivi e negativi che stanno assieme, disagi importanti che si sono registrati. Quindi da giovedì, da domani, si parte con la prenotazione anche dei tamponi. Ma vediamo. Da giovedì tamponi solo su prenotazione in tutta la Pedemontana e in 12 ore consumati oltre metà dei primi 1000 posti per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, a conferma della sensibilità dei genitori verso la campagna vaccinale anche per i più piccoli. Sono le 2 novità principali adottate dall'ULS 7, che sta cercando di contrastare la pandemia cambiando continuamente, quasi ogni giorno, la gestione di tamponi, ricoveri e casi positivi nelle scuole, tutti numeri in costante aumento. Le prime somministrazioni di vaccino per i bambini sotto agli 11 anni sono in programma da giovedì 16 dicembre presso il centro vaccinale di Bassano e la casetta gialla di Schio, e nuovi posti prenotabili saranno resi disponibili nelle prossime ore.
Quanto ai ricoveri, i pazienti Covid sono in tutto 110, 40 a San Bassiano, 53 a Sant'Orso, 6 presso l'ospedale di comunità di Marostica e 11 presso il centro servizi Muzan a Malo. In terapia intensiva ci sono 10 persone, 5 per ciascun ospedale. Analizzando i dati, i non vaccinati in proporzione hanno una possibilità oltre 4 volte superiore di essere ricoverati. Anche l'età media è influenzata dai vaccini. Tra i ricoverati non vaccinati è relativamente bassa, 66 anni, mentre è di 75,5 tra i vaccinati, quando facilmente incidono nel quadro clinico anche altre patologie. Nessun positivo invece nelle case di riposo. Sono infine uno zoccolo duro del 15% i non vaccinati, con 150 operatori sanitari sospesi. Comunque ogni giorno si effettuano quasi 200 prime dosi di vaccino. E la vaccinazione in età pediatrica sta dividendo l'opinione pubblica? Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per i bambini in età pediatrica dai 5 agli 11 anni contro il virus del Covid-19. Lei che cosa pensa a riguardo? Vaccinerebbe suo figlio? Non saprei, così piccolini, magari gli adolescenti già sì, magari più piccolini ci penserei un attimo. Giusto vaccinare è l'unica protezione che abbiamo per il momento, quindi io sì, lo vaccinerei tranquillamente. Io ho una bambina di 5 anni, sinceramente ora come ora sono un po' titubante, non trovo proprio, non vedo proprio il senso di questa vaccinazione ai bambini piccoli. Io ringrazio di non avere figli di quell'età là, ma molto più grandi, sarei molto titubante per quella fascia di età. Non abbiamo informazioni certe e precise, molto discordanti e da troppe parti. A questo punto bisognerebbe forse fidarsi un po', avere un po' di fiducia nella scienza e forse sì, alla fine sì, forse. Se la ricerca è arrivata fino a questo punto che ha deciso che la vaccinazione sarebbe opportuna, perché non farlo? Per me, io dico di sì, però per i bambini sono un po' titubante. Penso proprio di sì, per lui soprattutto, non per gli adulti che devono essere già pronti alla vaccinazione. Io credo che sia opportuno che da 5 a 12 anni venga fatto tranquillamente. Sì, assolutamente sì, ci sono diverse ricerche scientifiche in merito che hanno fatto all'estero che attestano la sicurezza dei vaccini sui bambini, quindi direi sicuramente di sì. Intanto proprio oggi, in questo 15 dicembre, scatta l'obbligo vaccinale che interessa tutto il personale scolastico e le forze dell'ordine. Per quanto concerne chi decide di non vaccinarsi all'interno delle scuole sarà sospeso senza stipendio, mentre per quanto concerne le forze dell'ordine sarà tolta anche l'arma. Ma vediamo. Da domani ogni scuola avrà esattamente il panorama di chi ancora non ha il Green Pass rafforzato. Scatta l'obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico. Al momento non è dato sapere quale sia in percentuale il numero di dipendenti privi del vaccino nella nostra regione per motivi di privacy, ma con i nuovi controlli chi finora ha scelto l'opzione tampone dovrà cambiare idea. In caso contrario scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una pesante sanzione amministrativa. Le scuole controlleranno attraverso questa piattaforma chi ha il disco verde, la spunta verde, quindi vuol dire che ha il Green Pass rafforzato, si concentreranno su coloro che invece avranno la spunta rossa, quindi vuol dire che non sono in regola con questa nuova normativa, e da lì potranno chiedere, e assegnando 5 giorni di tempo a questi soggetti, quindi sia docenti che personale ATA, di mettersi in regola con la vaccinazione. Quindi nei 5 giorni o deve essere effettuata la vaccinazione o comunque la prenotazione di un turno vaccinale che deve avvenire comunque nei 20 giorni successivi. Nel frattempo farà fede il Green Pass cui si accede tramite tampone. Quello che possiamo dire è che a livello nazionale il fatto che sia vaccinato oltre il 95% del personale significa che siamo sui 45.000, 50.000
soggetti a livello nazionale non vaccinati e quindi a livello veneto si potrebbe trattare di non più di 2-3.000 persone. L'obbligo non sarà solo per i dipendenti scolastici, ma anche per vigili del fuoco e forze dell'ordine. A chi si defilerà ritiro dell'arma, multe e sospensioni. E parlando di scuole, il sindaco di Mussolente Cristiano Montagnier ha chiuso la primaria di Casoni, la frazione di Casoni. 8 classi su 9 sono risultate positive, una situazione che purtroppo non è l'unica nel territorio. Nelle scuole della Pedemontana diventa sempre più difficile garantire le lezioni in presenza. L'ultimo provvedimento a Casoni di Mussolente, dove i troppi casi positivi nella primaria Manzoni hanno costretto il sindaco Cristiano Montagnier a disporre la chiusura dal 15 al 19 dicembre dell'intera scuola, che in questi giorni verrà sanificata. Tutti gli alunni seguiranno così la didattica a distanza. Una decisione inevitabile, visto che già 8 delle 9 classi erano a casa. L'ULSS 7, per dare un'idea del super lavoro e degli arretrati, sta analizzando i tamponi eseguiti lo scorso 7 dicembre. Nella Pedemontana ci sono ogni giorno 20 nuove classi che hanno almeno un positivo e che entrano così nel percorso dei tamponi. In tutto oltre 650 classi coinvolte dall'inizio dell'anno scolastico. La novità sono i tamponi rapidi e non molecolari, che possono essere usati per dare una risposta più rapida e non interrompere la presenza in classe in attesa dell'esito dei tamponi. Più colpite le primarie, le elementari, poi vengono le medie e le superiori. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Eccoci in diretta e parliamo delle difficoltà che stanno incontrando le persone proprio sul campo lavorativo tra smart working e lavoro in presenza. Vediamo quali sono le difficoltà e criticità maggiori che trovano, che incontrano le persone. Sono stati somministrati più di circa 300 questionari, a campione evidentemente, su un campione qualitativo, che ha coinvolto circa una cinquantina di cooperative aderenti a Legacoop nel Veneto, di tutte le province del Veneto. È l'indagine con cui Legacoop e l'INEL regionale hanno voluto tracciare una fotografia sullo stato di salute di lavoratori e dirigenti delle cooperative del territorio nel corso del primo anno di pandemia, anche al fine di intercettarne i disagi lavorativi per evitare fenomeni quali il grande abbandono, Great Resignation l'hanno chiamato negli Stati Uniti. La gente, per effetto del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e dello smart working, lascia volontariamente il lavoro perché troppo pressata. Ci è capitato in una cooperativa del Veronese che una persona abbia proprio riscontrato questo elevato grado di stress che l'ha portato a interrogarsi, era quasi in burnout e non voleva più andare a lavorare, sostanzialmente il terrore era molto elevato. Da qui l'importanza del ruolo del coordinatore. Poi emergono delle trasversalità all'interno della ricerca, sia per i lavoratori smart working che per i lavoratori che sono poi in ambiente, che hanno lavorato in presenza, che sono criticità da un punto di vista organizzativo. Indagine che proseguirà anche nei prossimi mesi e che consegna alle cooperative anche le linee guida per l'intera organizzazione di riferimento. Il settore sanitario, dell'assistenza agli anziani, servizi, pulizie, sono i settori maggiormente colpiti e settori quindi che più di ogni altro ha subito l'effetto di una riorganizzazione lavorativa. E adesso ci colleghiamo a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori, che sta seguendo la presentazione del programma culturale in vista di Milano Cortina 2026. Novari, e così anche tutti presenti, compresa la stampa, proprio per essere tutti sicuri che non ci siano appunto delle persone positive al Covid. Allora tra poco dovrebbe proprio iniziare, nel frattempo la sala si sta appunto popolando, per cui dovremmo esserci. Importante ricordare anche quanto è stato dichiarato proprio dal presidente del CONI Malagò solo ieri sera, dunque qualche ora fa.
per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La grande scommessa, ha detto, sarà quella di avvicinare il più possibile le distanze di Milano con Bormio di Venezia e con Cortina, ha detto Malagò. La nostra Olimpiade, e questa forse è l'affermazione fatta dal presidente del CONI che più è balzata all'occhio, perché ha lasciato insomma anche ben sperare quanto accadrà nei prossimi anni, nei prossimi mesi. A livello di infrastrutture la grande scommessa sarà quella di avvicinare proprio il più possibile le distanze. La nostra Olimpiade sarà quella a più basso costo di sempre, e questa non è una cosa da poco, soprattutto visto il difficile periodo che si sta fronteggiando anche a livello economico, non solo nel nostro paese. Ecco, la conferenza sta iniziando, è appena entrato il governatore del Veneto Luca Zaia, quindi possiamo lasciarvi all'inizio della conferenza stampa del grande viaggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Muti, di comunicazione per la Fondazione Milano Cortina 2026. Come credo tutti voi sapete, il motto del CIO si compone di 5 semplici parole: A better world through sport, un mondo migliore attraverso lo sport. Quindi l'idea che lo sport contribuisca positivamente alla vita delle persone, concretamente alla vita delle persone, sta al centro del messaggio culturale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e sta al centro della proposta culturale della sfida di Milano Cortina e della sfida delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali italiane. Quest'oggi per noi è un passaggio molto importante. Parliamo di cultura dello sport e di cultura oltre lo sport. Presentiamo un protocollo di intesa, ripeto, per noi importantissimo, con il Ministero della Cultura, e presentiamo 6 progetti concreti che accompagneranno la Fondazione nella strada verso i Giochi, nella Road to the Games fino al 26, e ne rappresenteranno anche un'eredità tangibile e concreta. Ringrazio i colleghi che sono qua in presenza e quelli collegati all'esterno. Questa conferenza stampa durerà 3/4 d'ora perché c'è un vincolo alle ore 13 di terminarla. Prego i colleghi che sono in remoto di utilizzare la chat per sottoporre le loro domande. Alla fine della conferenza firmeremo il protocollo, prima ci sarà un momento dedicato alle domande. Ringrazio tutti i colleghi, ringrazio anche e soprattutto i nostri relatori, il Ministro Dario Franceschini, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il nostro amministratore delegato Vincenzo Novari. Passo la parola, senza ulteriori indugi, al Governatore Zaia. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto un benvenuto al Ministro Franceschini, al Presidente Malagò e al Dottor Novari in qualità di amministratore delegato della Fondazione. Mi permetto anche di salutare i nostri rappresentanti in seno alla Fondazione, che sono l'Avvocato Lillo, che è qui presente, il Professor Andrea Giovannardi e il Dottor Andrea Martin, e rispettivamente i primi 2 consiglieri d'amministrazione, il Dottor Martin, Presidente del Collegio Sindacale. Io volevo ringraziare per aver scelto questa location per lanciare questo accordo che parla di eventi culturali legati alla partita di Milano Cortina. Voi sapete che da questa regione è nata questa idea di candidatura, forse un po' folle, secondo qualcuno all'inizio, di candidare Cortina. Malagò ogni volta mi sorride e mi dice ma sì, effettivamente sembrava un po' folle, però alla fine ci siamo riusciti, facciamo parte di questa magnifica avventura che si sta via via concretizzando.
e devo dire che anche con l'accordo di oggi si va ancora più completando quello che, come dico io, quando chiesero a Michelangelo, il ministro Franceschini, come avesse fatto a fare la Pietà, lui disse: ho tolto tutto il marmo in più. Quindi a noi hanno dato questo blocco, adesso noi cerchiamo di togliere tutto il marmo in più. C'è molto fermento nei territori, soprattutto per quel che ci riguarda Cortina, l'area dolomitica. Ringrazio anche i nostri compagni di viaggio che non sono qui, Attilio Fontana, Arno Compaccer, Beppe Sala e Maurizio Fugatti, ma poi so che ci saranno delle iniziative anche nei loro rispettivi territori. E do solo un piccolo aggiornamento: siamo assolutamente sul pezzo rispetto alle infrastrutture, è stata costituita la società infrastrutture, sono finanziate opere importanti quali la variante di Longarone per quasi 300 milioni di euro, la variante di Cortina per altri 300 milioni di euro, si sta lavorando sul fronte delle venue sportive. Stiamo ovviamente portando avanti tutto un master plan di investimenti rispetto a tutta la nostra area dolomitica, e direi che la partita più importante che discuteremo nelle prossime giornate, direi, perché è occasione per discuterne già il 21 di dicembre alla presenza del Presidente della Federazione Feriani, è la partita del Bob. Quindi anche sul Bob si sta andando avanti con la progettazione e quindi con la realizzazione. Voglio ricordare che la partita del Bob è partita cruciale, visto e considerato che abbiamo un sito devastato, abbandonato, inquinante, da bonificare, che vedrebbe comunque impiegate molte risorse, almeno 10 milioni di euro. Abbiamo comunque come base del nostro dossier il Bob, ed è stato esattamente lo stesso dossier che poi è stato premiato a Losanna, per cui assolutamente in linea con tutto questo. Qualcuno si concentra sulla punta del dito, qualcun altro guarda alla luna. Ecco, chi si concentra sulla punta del dito guarda i conti del Bob, magari anche non conoscendoli. Chi guarda alla luna capisce che le Olimpiadi, proprio in questo pacchetto generale, portano non solo visibilità, portano PIL, valore aggiunto ai territori e al paese intero, perché poi ci sono 3 università che si sono ovviamente messe a disposizione per fare queste valutazioni, e ne viene fuori insomma che il game delle Olimpiadi non è un game irrilevante anche dal punto di vista del PIL. Grazie. Grazie. Grazie al Governatore, e la palla passa al Presidente Malagò. Tutti. Diciamo che era qualche settimana che dovevamo trovare una data che fosse disponibile nelle agende per un argomento che ci sta molto a cuore, che è questa iniziativa. Ringrazio anch'io ovviamente il padrone di casa, il Governatore Luca Zaia, il Ministro che sicuramente con la sua presenza e anche col suo apporto fattivo ha dato, secondo me, oggi con questo protocollo un formidabile valore aggiunto a tutta l'organizzazione della Fondazione di Milano Cortina e al lavoro fatto dall'amministratore delegato Vincenzo Novari. Un abbraccio a 3, devo dire, eccellenti compagni di viaggio, l'amico Gionardi, la dottoressa Lillo e il presidente Martin, che sicuramente sono 3 persone che tutelano al meglio sia gli interessi del territorio come designazione, ma anche e soprattutto gli interessi generali del progetto olimpico. Cosa mi sento di dire, quantomeno almeno di interessante e di importante per gli amici dei media, della stampa? Noi quando ci siamo candidati dovevamo cucinare un piatto con gli ingredienti che avevamo a disposizione. Il Governatore, il Presidente Zaia, ha detto un'idea un po' folle, è nato tutto cercando di fare di necessità virtù, e in particolare se voi andate a rivedervi quel meraviglioso filmato che ha avuto secondo me una percentuale neanche marginale emotivamente, ma poi elettoralmente, voi verificherete che noi già all'epoca abbiamo dato una grandissima incidenza, un grandissimo spazio a quello di cui oggi andiamo a parlare, cioè in epoche non sospette noi volevamo investire, capitalizzare, ricordare, sì, che ci sono le Olimpiadi, ci sono le Dolomiti, c'è il Duomo di Milano, c'è una grande storia,
anche e soprattutto si voleva integrare alla manifestazione sportiva quello che sono le eccellenze del nostro Paese. Ecco questo ideale matrimonio che oggi noi andiamo qui a sottoscrivere. Ne parlerà nel dettaglio l'amministratore delegato, però noi, credetemi, anche con i nostri competitor svedesi, abbiamo messo in campo, se voi andate a vedere, oggi parliamo di moda, c'era un'iniziativa che riguardava Armani, ma avremmo potuto mettere altri testimonial nel caso di Armani perché da sempre è il partner tecnico del Comitato Olimpico. Abbiamo parlato ovviamente dei nostri musei e c'erano dei riferimenti significativi. Abbiamo visto chiaramente tutte le dinamiche che riguardavano gli aspetti culturali a 360 gradi del Paese. Questo è un attimo quello che è una sinergia che in ogni bid, in ogni candidatura che noi facciamo a livello internazionale, noi mettiamo sul campo. Ed è quello che interessa chi ci vota. Il motivo, per certi versi, è perché mettetevi anche nei panni nostri. Quando uno va, fai conto, senza mancare di rispetto a nessuno, a Pyeongchang, non so chi di voi sa, c'è stato, Pyeongchang, non Corea del Nord, quello con la G anziché con la C, che sta a 2000 metri e a 4 ore di strada dalla capitale della Corea, di Seul. E quando è finito la gara, che a un certo momento finiscono, e tu ti poni il problema, oggi cosa faccio? E questo vale per te che sei un membro del CIO, per te che sei un presidente della Federazione Internazionale, per te che rappresenti i tecnici, gli atleti, per gli sponsor, per la vostra categoria. Ed ecco questa formidabile appunto opportunità che noi inseriamo. E ce l'abbiamo solo noi. Siamo fortunati, fa parte ovviamente del percorso della storia e di tutto quello che ci ha accompagnato nei secoli precedenti e oggi questo documento mette nero su bianco questo aspetto. Sarà un'Olimpiade diversa per come l'abbiamo immaginata, con una capacità di allargare i territori, ma non perché questo è un esercizio di divertimento da parte degli stakeholders, perché in alternativa avremmo avuto necessità di un budget completamente diverso, avremmo dovuto concentrare in zone più limitate e questo avrebbe implicato, e ha fatto benissimo il Presidente Zaia a sottolineare la vicenda della pista da bob, che alla fine delle Olimpiadi, essendo così a quel punto obbligatorio questa concentrazione, ci sarebbe stato un problema supplementare di cosa si sarebbero fatti degli impianti se sarebbero stati così circoscritti a un solo paese, a una sola città. E questa, consentitemi, è un Italian case nella storia delle Olimpiadi. Se voi andate a vedere chi ha vinto la candidatura per il 2032, sì, c'è una città che fa riferimento che è Brisbane, ma in realtà è un territorio di qualche migliaio di chilometri che è la Gold Coast, che praticamente ha vinto l'opportunità di ospitare i Giochi Olimpici dopo l'edizione di Los Angeles. Noi siamo fieri anche di aver dimostrato quello che ieri Vincenzo Novari ha sottolineato molto bene nella conferenza alla Regione Lombardia, la sostenibilità. E si comincia logicamente nell'utilizzare o nel recuperare quello che ci avevamo, e se non ci sarebbero state le Olimpiadi oggettivamente non ci sarebbe mai stata la possibilità di farlo. Auguri a tutti, buon Natale, viva lo sport e viva l'Italia, grazie. Scusami, se posso, una grave dimenticanza. Saluto l'assessore Alverà e il compagno di viaggio Ghedina, che prima ho dimenticato, mi è venuto in mente quando ho visto l'assessore, quindi grazie di essere qui. Sì, Ghedina, ma ci ho parlato poco fa, si scusa che non è potuto perché stamattina ha avuto un tampone salivale, positivo, e spera nel responso invece del negativo del molecolare. Questa è la situazione. Questa è una notizia che i colleghi devono trattare invece con la dovuta cautela per la privacy, perché c'è anche quello. Prima di dare la parola al nostro amministratore delegato Vincenzo Novari, che vi racconterà i cinque progetti culturali della Fondazione, volevo farvi vedere un video che rapidamente vi dà il senso di quello che è il progetto di Milano Cortina 2026. Prego la regia di...
sport cambia il mondo, perché prima cambia le persone. Migliora il nostro corpo e apre la nostra mente. Ci aiuta a crescere. Ci insegna ad affrontare e superare i nostri limiti. Per noi questo è lo sport e con questa visione vogliamo celebrare la storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Un meraviglioso palcoscenico che si affaccerà su un pubblico di 3 miliardi di persone. L'Italia, le sue terre alte, una grande vetrina sul mondo. Un paese che mostrerà al mondo intero le sue eccellenze, la sua bellezza, il suo genio e la sua creatività, ma anche l'altro volto del suo talento, l'efficienza, la puntualità, l'innovazione, la capacità di organizzare un evento globale in modo impeccabile. Queste Olimpiadi e Paralimpiadi sono dedicate a una nuova generazione che dobbiamo ispirare con valori forti e preziosi. Sostenibilità sarà la parola d'ordine dei nostri giochi e sarà economica, ambientale e sociale. Anche perché Milano Cortina 2026 non sarà solo Milano, solo Cortina o solo 2026. Saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi di tutti e lo saranno da subito. La sfida è alta, il premio è l'oro. Questa è l'Italia, un paese capace di fare innamorare il mondo. Vincenzo Novari. Grazie a tutti. Allora, a me è il compito di presentarvi rapidissimamente le iniziative che abbiamo varato come Fondazione Milano Cortina. Permettetemi però prima ovviamente di ringraziare il padrone di casa, quindi il governatore Luca Zaia. Vorrei ringraziare anche Maurizio Gasparin che ci è sempre stato di grande aiuto e i nostri consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Alverà e il Ministro Franceschini e il nostro Presidente. Vi porto all'interno di quello che è un programma culturale estremamente ampio. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno cultura, saranno i valori. Noi abbiamo messo 5 valori al centro del nostro progetto. Il valore numero 1, l'avete visto, è la sostenibilità, ma la cultura è veramente il pilastro centrale perché siamo profondamente convinti, come diceva Andrea Monti, che lo sport è uno dei pochi valori che può migliorare il mondo. Nel nostro progetto, come vedete, ci sono una serie di iniziative che saranno diffuse su tutto il territorio nazionale, ma che ovviamente avranno un occhio di riguardo per i territori olimpici e che noi andremo a presentare insieme alle istituzioni nei territori. Quindi oggi siamo con il Ministro Franceschini ospiti della Regione Veneto. La prossima presentazione la faremo a Milano su un grande progetto e poi la faremo in una città della Lombardia che presenterà l'ultimo grande pacchetto di iniziative del nostro progetto di Milano Cortina 2020-26. Vedete che ci sono all'interno del nostro progetto culturale 2 milestone, 2 concetti chiavi. Il primo sono i giochi per tutti. Questi giochi devono essere fortemente inclusivi. Noi operiamo su 22.000 km² con tutte le complessità logistiche del caso, ma dobbiamo abbracciare tutto il paese e poi un occhio di riguardo ai giovani, perché queste saranno le Olimpiadi dei millennials, saranno le Olimpiadi che vedranno protagonista una nuova generazione che è quella che è destinata a prendere l'eredità di questo paese. Vediamo subito quali sono le iniziative nel dettaglio e partirei dall'iniziativa che si presenterà per prima ed è l'inno di Milano Cortina 2026. Insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Università e della Ricerca abbiamo lanciato una grande gara che ha abbracciato 2 realtà completamente diverse, i conservatori italiani e le bande di paese, quindi abbiamo cercato di unire l'anima
più alta della musica nel nostro paese e l'anima più popolare. Abbiamo lanciato una gara che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, hanno risposto numerosi conservatori, andremo a selezionare 2 brani e questi 2 brani, seguendo il protocollo che avevamo firmato con la RAI l'anno scorso e che ha visto protagonisti già l'anno scorso i Giochi di Milano Cortina nella finale di Sanremo, quest'anno presenterà questi 2 brani che verranno poi valutati da tutto il pubblico italiano. Avremo un direttore artistico d'eccezione. Il direttore artistico è una persona che è molto conosciuta all'interno ovviamente del festival, il maestro Vessicchio è un grande musicista ed è un musicista che riesce a contemperare l'anima pop e l'anima invece più tradizionale della nostra musica in Italia. Passiamo alle altre iniziative. Abbracceremo il mondo dell'audio-video, quindi lanceremo con Milano Cortina 2026 un grande contest di corti. Questo grande contest ovviamente toccherà 2 temi centrali, le terre alte e gli sport. Inviteremo tutti i videomaker, tutti i ragazzi che vogliono esprimere la loro creatività e avremo una grande occasione perché le 3 edizioni di questo contest che noi lanceremo verranno poi premiate all'interno della più grande manifestazione cinematografica che abbiamo in Italia, che è il Festival di Venezia. Vedremo ovviamente le modalità con cui questo avverrà, però è bello che si parli di sport e che si parli di montagna con qualsiasi strumento. Passiamo alle arti grafiche, quindi il progetto del poster contest è, sapete, al centro di tutte le Olimpiadi, di tutte le Paralimpiadi c'è un poster che diventa l'icona dei giochi. Noi cercheremo di attivare tutti i più grandi designer, tutti i più grandi grafici, non solo in Italia, per far sì che i valori che noi proponiamo vengano interpretati nella maniera più creativa. Raccoglieremo questi poster che arriveranno sia dall'estero che dall'Italia, faremo una grande mostra e premieremo poi a fine del percorso, prima che inizino i giochi, quello che sarà il poster ufficiale di Milano Cortina 2026. Non scordiamo una delle forme artistiche più importanti che sono i teatri. I teatri, come sappiamo, hanno sofferto moltissimo durante questi 2 anni. Noi abbiamo pensato a loro, abbiamo pensato alle compagnie teatrali, alle piccole compagnie teatrali, quindi proporremo anche qui stimoleremo una gara tra di loro, chiederemo alle compagnie di proporre un soggetto, sempre che parli di sport o di terre alte, e coprodurremo queste produzioni teatrali portandole poi in giro nei teatri del Veneto, della Lombardia, di Trento, di Bolzano e ovviamente proporremo le migliori opere. Chiudo con forse il programma più importante. Il programma più importante è quello che dà il label, e cioè dà il patrocinio della Fondazione Milano Cortina. Si chiama Heritage Program, ovviamente in coordinamento col Ministero della Cultura. L'Heritage Program è quello che vedrà una commissione che verrà composta, che tra le altre è uno dei temi del protocollo che andiamo a firmare, composta dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Milano Cortina. Questa commissione riceverà le proposte di qualsiasi iniziativa culturale venga proposta a noi e dopo una valutazione darà il suo patrocinio sia in forma di labeling che in forma di contribuzione. Verrà stanziato un budget e questo attiverà un fermento culturale in qualsiasi tipo di disciplina che, attenzione, è stato la grande fortuna di Londra e Vancouver. Pensate che a Londra ci sono stati più di 10.000 progetti che sono stati in qualche maniera imprinted, che hanno ricevuto il patrocinio della fondazione all'epoca del comitato organizzatore di Londra. Quindi questo Heritage Program, abbiamo detto, coinvolge l'intero settore culturale italiano.
avrà un regolamento che andremo a definire nel corso di questi mesi ed è ovviamente il cuore di tutto il nostro progetto culturale, perché noi dobbiamo attivare cultura, dobbiamo attivare sport, e il fatto che un progetto come i nostri giochi, che ha la rilevanza che abbiamo visto, 3 miliardi di spettatori, avremo 200 broadcaster, 3.500 giornalisti, è un grande palcoscenico che è un unicum nei prossimi 15 anni del Paese. È un'occasione che non ci possiamo far scappare ed è esattamente quello che diceva il Presidente Zaia, è il modo per far sì di mettere al centro i nostri territori, le nostre regioni e farli diventare e farli riguadagnare quel posto che devono avere nell'attenzione mondiale. Vi ringrazio e ripasso la parola ad Andrea. Ringrazio Vincenzo per... C'è una disinfezione? Via. Anche per la capacità di sintesi. C'è un sesto punto che il protocollo che andiamo a firmare con il Ministero aggiunge, ed è l'idea di garantire durante il periodo olimpico, a cominciare dai territori olimpici che sono i primi da valorizzare, un ingresso agevolato, addirittura aperto, ai musei, ai parchi archeologici, ovviamente situati soprattutto negli ambiti delle manifestazioni olimpiche e paralimpiche. Sarà il Ministero che individuerà insieme alle regioni e agli enti locali i percorsi culturali dei territori interessati alle gare e a quelli limitrofi, coinvolgendo i siti in questa iniziativa sia l'UNESCO che i luoghi della cultura presenti nel nostro Paese e che vanno valorizzati. Con questo lascio la parola al Ministro Franceschini, che tra l'altro è un grande sportivo e che per la prima volta ci racconta un po' la sua visione di questa sfida olimpica e paralimpica italiana. Grazie davvero, intanto grazie a voi e a Vincenzo Novari per il lavoro che sta facendo, a Luca Zaia, a Giovanni Malagò. È veramente un lavoro di squadra di cui l'Italia ha bisogno. Io in questi anni di esperienza da Ministro della Cultura ho sempre verificato quello che immaginavo, ma l'ho verificato negli incontri bilaterali, negli incontri di vertice, a cominciare dall'ultimo G20 Cultura che abbiamo tenuto a Roma. All'Italia viene riconosciuto un ruolo di leadership nel settore culturale a livello internazionale e soprattutto tutte le persone che pensano all'Italia o che comprano italiano pensano alla bellezza, alla storia, all'arte e alla cultura, e anche la forza straordinaria che ci rende competitivi in tutti i settori. Chi vende un prodotto italiano all'estero, anche quello che apparentemente è il più lontano dalla cultura, in realtà trasmette a chi lo acquista l'idea che dietro quel prodotto c'è tutta la storia, l'arte, la cultura, la bellezza italiana. Chi viene in Italia per altre ragioni, che siano ragioni di affari, che siano ragioni di altri tipi di turismo, il turismo balneare, il turismo legato allo sport, il turismo legato alla salute, trova un'occasione di competitività in più per noi proprio nel rapporto con il patrimonio culturale. Molti altri paesi sono competitivi in tanti settori, penso al turismo balneare. Una volta eravamo da soli, poi siamo stati in compagnia di pochi competitor, poi la competizione globale è cresciuta e crescerà enormemente perché ci sono infinite località di turismo balneare bellissime nel mondo, ma nessuna è in grado di offrire quello che possiamo offrire noi, cioè l'integrazione con un patrimonio culturale materiale, patrimonio, e immateriale, eventi, musica, teatro, cinema, che possiamo offrire noi a pochi chilometri o pochi metri di distanza. Questa è la grande forza. Per questo quest'idea, che è partita da un'idea di Vincenzo Novari, che ringrazio, su cui abbiamo lavorato subito, che si conclude nella primissima tappa oggi con la firma di questo protocollo, lavora proprio sull'integrazione, questo lungo percorso che ci porterà alle Olimpiadi e evidentemente le settimane di svolgimento dovranno essere accompagnati da un'integrazione totale tra l'offerta culturale dei territori coinvolti dalle Olimpiadi, ma anche di tutta un'area geografica del Paese che è enorme, e io credo di tutto il Paese, per offrire un'occasione di venire in più, un'occasione di scoprire l'Italia in più, un'occasione di apprezzare l'Italia in più. Il turismo che funziona oggi è un turismo esperienziale, non basta vedere,
non come era una volta, il turista cerca di immergersi in un'esperienza autentica, di conoscere, di approfondire, e l'Italia può offrire degli spazi enormi da questo punto di vista. Quindi ai 6 punti che abbiamo visto oggi, il 6º punto l'abbiamo integrato perché abbiamo avuto qualche esperienza anche in passato con il mondiale di rugby, abbiamo fatto l'esperienza dei musei gratuiti, sembrava un po' azzardato, invece abbiamo avuto dei numeri importantissimi, in dimostrazione che i tifosi che sono venuti da tutto il mondo sono anche andati a vedersi un museo. Quindi si portano un pezzo di più d'Italia dentro nella loro esperienza di vita e un'occasione in più per ritornare. Quindi credo che avremo molto da lavorare. Partendo da questo protocollo potremo sviluppare insieme a tutti i livelli istituzionali, perché l'offerta culturale non passa attraverso lo Stato soltanto, passa attraverso le regioni, passa soprattutto attraverso i comuni. Insomma, io credo che potremo costruire, aggiungere all'offerta tradizionale, che già è enorme, della parte di territorio che riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina, anche una serie di eventi straordinari che ne integreranno la capacità di attrazione e il ricordo indimenticabile. Grazie. Ringraziamo il Ministro, cerchiamo di tenere i tempi brevi che ci siamo imposti all'inizio. Ricordo ai colleghi che volessero intervenire da remoto, ma anche a quelli presenti in sala, che la cosa migliore è annunciarsi con nome e cognome e testata di appartenenza. Apro alle domande. Fatemi aspetta che ti diamo il microfono al volo. Grazie. Angela Pederiva, Il Gazzettino. Una domanda per il Presidente Malagò e se lo ritiene anche per il Ministro Franceschini. Lei, Presidente, in queste settimane ha sottolineato più volte i ritardi accumulati nel cronoprogramma, poi più di recente, nelle ultime ore, ha anche specificato, ma c'è stata un'accelerazione da parte del Governo. Vorrei chiederle che cosa resta appunto da fare, se è preoccupato e se il Ministro come risponde a questi rilievi. Grazie. Io ho il dovere di far presente che noi abbiamo un master plan che, malgrado strattonature da varie parti, più o meno legittime, è rimasto praticamente inalterato per rispetto innanzitutto alla credibilità del progetto, secondo perché non sarebbe stato giusto far venir meno la fiducia che era stata data da qualche territorio per avere competizioni olimpiche. Cosa è successo? È molto semplice, che io ho il dovere, avendo un'interlocuzione costante col CIO, quotidiana, anche questa mattina ho passato un'ora e mezza al telefono, peraltro do anche uno spunto che secondo me giornalisticamente può essere interessante. Mi è arrivata poco fa un'agenzia che il Presidente Bacche, durante una intervista strepitosa sul più importante giornale tedesco, ha detto: il CIO non può risolvere i problemi del mondo, perché continuano a fare questa domanda sui discorsi relativi al boicottaggio diplomatico. L'ho molto apprezzata, devo dire che dice tutto. È molto semplice, che la costituzione dell'agenzia, che è la parte pubblica, mentre la fondazione, che è il comitato organizzatore degli eventi, è partita con circa 19 mesi rispetto alla data in cui noi abbiamo vinto. E siccome il tempo dell'evento era 6 anni e mezzo dal giugno del 2019, adesso sappiamo bene che c'è stato un passaggio di un governo, sappiamo bene che ci sono state tutta una serie di situazioni di carattere burocratico, però è l'agenzia che praticamente sovrintende alla regia di queste opere, che, come ha detto il Presidente Zaia, è molto chiaro, non è un problema finanziario, perché sono stati assolutamente appostati i fondi, è semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. E io ieri ho detto, sono molto felice che siamo finiti anche nel canale, nel corridoio, chiamiamolo così, del PRR, perché questo aiuta sotto il profilo temporale a rispettare. È una corsa contro il tempo, io ho il dovere di dirlo. Tutto qui. Aggiunte sull'argomento, Presidente Ministro? Io ricordo il dibattito prima dell'Expo 2015, quando stava scritto in generale l'attesa che non ce l'avremmo fatta, ce l'abbiamo fatta bene, sia rispettare i tempi che poi l'evento, quindi sono sicuro che sarà così anche questa volta. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti. Bene, altre domande? Altre domande? Ah no. Bene, vuol dire che ci siamo conformati. Ah, eccoci. Chi è? Vai.
No? Ci sarà un film, un corto, un poster, un inno. Che tempistiche vi dà? Ho capito bene, giusto? Sì, quasi bene. Nel senso che il mondo dei corti ne premieremo uno all'anno, ne selezioneremo, poi li premieremo uno all'anno in occasione del Festival del Cinema, 23, 24, 25, e poi faremo il gran finale nel 25. Invece sull'inno ne presenteremo 2 e diventerà uno l'inno ufficiale, e sul poster anche quello ci sarà poi il poster ufficiale. Sui teatri, tanti Sui spettacoli teatri ce ci ne saranno, e il patrocinio anche lì dipende. Assolutamente, saranno le tempistiche, cioè, sono le tempistiche. Quello della musica parte adesso, 22, partirà dal 23 quello dei corti, dal 24 quello dei teatri, e poster invece faremo nel 25. Legato anche con il Festival di Sanremo? Certamente. Diciamo che abbiamo un protocollo d'intesa con la RAI e stiamo lavorando per cercare di ripetere il successo dell'anno scorso, quando abbiamo presentato i 2 emblemi a Sanremo. Ora evidentemente spetta all'ente televisivo pubblico poi darci quello spazio. Abbiamo 2 domande da remoto che prego velocissime, perché dobbiamo chiudere in 3-4 minuti. Chiedo scusa, visto che è della RAI, diciamo che il mondo dello sport, il CIO e anche Milano Cortina fanno molto il tifo che la RAI acquisisca i diritti per le Olimpiadi di Pechino e quelle di Parigi, perché sapete che è in atto una trattativa su chi detiene i diritti, e sarebbe una cosa, diciamo, non certo bella, in considerazione che poi ci danno il passaggio di consegna della bandiera in prospettiva. Quindi ci auguriamo che vada a buon fine la trattativa. Bravo. E che non riduca ai fondi regionali, alle sedi regionali. Ottimo, i 2 colleghi Grazie. dall'esterno, e poi passiamo alla firma del protocollo, perché il Ministro ha un impegno alle ore 13. Via, nome, cognome, testata, se... Ok? Ti vediamo, non sappiamo chi sei, ma ti vediamo. Vai, Laura Larcan. Pronto? Laura, ci sei? Oh, come sono belle le cose in presenza. Passiamo a un'altra, poi casomai eventualmente le ridiamo la parola. Grazie. Intanto avverto soprattutto i colleghi dell'area veneta che se hanno delle domande che riguardano il Covid, per evitare assalti successivi, alla fine della firma e alla fine della conferenza stampa Ho un aggiornamento dopo. Potete rivolgere al Presidente Zaia le vostre domande e ha un aggiornamento a proposito. Niente, non vedo nessuno comparire all'orizzonte. Prego per cortesia Livia di... Mi sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo ma con ritardo, scusami, ma siamo già alla firma. Ah, perfetto, va bene. Mi Avevo spiace. scritto la domanda in chat, grazie. Manda la domanda in chat e ti daremo una risposta, grazie. Scusami, Sandro non va? Parte di tutti i componenti che vi hanno preso parte. Dunque il Presidente del Veneto Luca Zaia, il Ministro Franceschini, il Presidente Malagò e l'amministratore delegato Novari, che proprio in questo momento sta firmando, ha preso in mano la penna e sta apponendo proprio la sua firma sul protocollo. È un momento decisamente importante questo della firma, perché va a sancire quello che è un progetto che è stato tanto voluto, un progetto che inizialmente è stato definito anche
folle da parte del governatore Zaia, proprio perché molto ambizioso, ma che mano a mano poi è riuscito a prendere piede, e se oggi siamo qui in questo momento a parlare di Milano Cortina 2026 e ad apporre queste firme che nel frattempo stiamo continuando a vedere grazie alle riprese di Sandro Ponchio, significa che qualcuno ci ha creduto, significa che il nostro territorio se lo è guadagnato e meritato, proprio come ha detto anche prima il presidente Malagò, in cui evidenziava quanto in realtà fosse stato difficoltoso anche pensare di poter arrivare a questo progetto, però alla fine poi si è riusciti a portarlo avanti, e dunque è stata quasi un'impresa titanica. Ecco, in questo momento stiamo vedendo le tradizionali fotografie di rito tutti insieme, i 4 componenti con la firma del protocollo in mano, la firma che hanno appena apposto sul protocollo. Eccoli qui tutti insieme, ovviamente sempre tutti con la mascherina come d'obbligo, e questo è il momento, diciamo, toccante, più importante, con gli applausi finali. Ecco. Grazie, buongiorno. Ecco, e ora lasciamo ancora spazio al governatore Zaia. Il governatore Zaia sta per riprendere la parola. Nel frattempo il ministro Franceschini, come era stato annunciato, è dovuto scappare per un impegno importantissimo che aveva alle 13. Avete e quindi ora di fare 2 battute col ministro? Allora fate le 2 battute, vi aspetto, dai. Veloci però. Ecco, allora ci accingiamo ad intervistare il ministro Franceschini, perché dicevamo appunto ha un impegno importantissimo, dopodiché sentiremo anche che cosa ha da dire il governatore Zaia. Eccoci qui, vuole fare l'intervista proprio con il Leone di San Marco alle spalle. Sono proprio in ritardo, un treno. Faccio lo stesso. Ministro, siamo arrivati a questa giornata, questa firma di questo importante protocollo. Sembrava una follia all'inizio, invece ci siamo arrivati. Mi pare che il protocollo è l'inizio di un percorso che lavora attorno a un'idea molto intelligente: affiancare alla grande offerta sportiva che avranno le Olimpiadi anche l'offerta culturale del Paese, un'offerta infinita di patrimonio materiale e immateriale, di musei, di cinema, di teatri, di festival, di eventi, di libri. Quindi questo impegno, insomma, consentirà di fare delle Olimpiadi in Italia un evento veramente unico al mondo. Grazie. Ministra, scusi. Ecco, come dicevamo, il Ministro aveva pochissimo tempo, fortunatamente ha risposto alle nostre domande. Ora ecco, sentiamoci, avviciniamo perché possiamo anche intervistare il Presidente Malagò. Eccoci qui, i tempi sono veramente stretti. L'associazione non ci organizziamo di realizzare un'opera, è molto importante che io, lo devo dire, debba, diciamo, sensibilizzare, è il mio ruolo, anche perché io ogni giorno parlo col CIO che mi chiede che punto è la situazione, e quindi io devo assolutamente, diciamo, ricordare lo stato dell'arte. Diciamo che tutto oggi finalmente è nella giusta direzione, però i tempi siamo proprio al limite. Senta, dopo il tuffo in piscina sta già mettendo la sciolina sugli sci e si prepara così velocemente a Milano Cortina? Ma parlo tutti i giorni con le atlete, con gli atleti, con i 2 presidenti di federazione che stanno organizzando al meglio la spedizione di Pechino con la preparazione olimpica. Le Olimpiadi invernali non sono solo l'alpino,
ma certo sull'alpino abbiamo grandi aspettative, quindi insomma almeno la sciolina mi sembra che al momento l'hanno indovinata. Non si boicotta però, non si boicotta a Pechino. No, ma questo è importante, anzi va ricordato, questa storia del boicottaggio si fa anche confusione mediatica, cioè non c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla. Il discorso è che poi c'è una manifestazione, qualunque essa sia, scusate se ve lo dico, dal G20 alle Olimpiadi, dall'ONU piuttosto che non le grandi manifestazioni internazionali dove qualche paese decide di non andare perché ha dei problemi con un altro paese, ma questo non significa che la delegazione sportiva, le Olimpiadi, scusate se ve lo dico, sono per le atlete, gli atleti e i tecnici, per i comitati olimpici e per le federazioni internazionali. Cioè, giustamente io ho molto apprezzato stamattina il Presidente del CIO, il mio Presidente, che ha detto: signori, non tirate in ballo il nostro mondo perché noi non possiamo risolvere i problemi del mondo, non c'entra niente, noi dobbiamo semplicemente organizzare la più grande manifestazione sportiva, che senza di quella, proprio quegli atleti di cui parlavamo prima, la sciolina, onestamente non esisterebbero, sarebbe un mondo peggiore. Scusi, diceva che eravamo in ritardo per costruzione dell'agenzia 19 mesi da quando aveva finito diciamo, sì, la candidatura. un dato di fatto. Ma questo controtempo ce la faremo oppure no? Ma io non gestisco gli appalti, non gestisco le opere, non c'entro nulla, ho solo il dovere, lo farò sistematicamente ogni mese, ogni conferenza stampa racconterò lo stato dell'arte, perché noi pensiamo che a livello sportivo organizzeremo delle Olimpiadi secondo me meravigliose, le migliori a livello invernale di sempre. Però c'è una parte che non riguarda noi e che quindi è giusto ricordarlo. Ma guardi che la mia, va sottolineato, è solo un discorso costruttivo al 100%. Il Ministro è un po' fissato però. Io posso rispondere delle cose che mi riguardano. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, abbiamo sentito al microfono le dichiarazioni del Ministro Franceschini, del Presidente Malagò, ora qui nella sala di Palazzo Grandi Stazioni è rimasto il Presidente Zaia, che ora prenderà la parola per fare il punto sulla situazione. Eccoci qui. Ci siamo Presidente, eccoci qui, ci stiamo avvicinando. Eccoci, preparativi di rito prima dell'inizio di questa, diciamo, seconda parte della conferenza, con il Presidente, che è il Presidente Luca Zaia, che è rimasto qui da solo, non è più in compagnia perché gli altri sono dovuti scappare, i tempi sono strettissimi come dicevamo e gli impegni anche. Ora col Presidente faremo anche il punto con tutta probabilità sulla situazione Covid nella nostra regione, visto che tra l'altro dalla prossima settimana non saremo più in zona bianca ma in zona gialla, come ha dichiarato. Che voglio fare, per cui magari dite se c'è la Milva che è interessata, se no iniziamo. Segato, bravo, spostamici. Ok, intanto un saluto a tutti coloro che sono collegati, un ringraziamento a tutti voi che siete qui oggi. Il bollettino di oggi riporta, non ho i cartelli, però insomma stiamo presto a fare un riassunto, sono 1040 ricoverati in area non critica e 144 in terapia intensiva. Allora vi confermo ancora che siamo quasi all'80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati. Sentiamo la pressione ospedaliera, però non la viviamo con drammaticità, questo lo voglio dire. Voglio anche aggiungere un altro aspetto, che se noi ci siamo presi la briga anche di fare un paragone rispetto a quello che era la situazione dell'anno scorso. Cosa succede? Devi portare qui il microfono? Ah, quello non serve? Ah, scusami. Grazie.
se no dopo tagliano i fondi regionali alle sedi regionali. E no, dicevo, al di là delle battute, così abbiamo anche, ci ha raggiunto anche Rai, ci siete tutti al completo. Allora volevo dire, noi se raffrontiamo la situazione con l'anno scorso senza vaccini e la paragoniamo ad oggi, e quindi è una situazione nella quale fra l'altro avevamo anche più contagiati, questo confronto ci dice che oggi abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto all'anno scorso, quindi l'azione dei vaccini è innegabile. Mi spiace per coloro che ancora si ostinano a dire che i vaccini non servono, e i dati ospedalieri ce lo dimostrano, quasi l'80% in terapia intensiva non vaccinati, ma che ormai rappresentano solo il 14% della popolazione. Tutto ciò premesso, vi dico che stiamo andando avanti bene con le vaccinazioni, perché nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 47.000 vaccini, ma soprattutto vi voglio annunciare, per questo ci tenevo e vi ringrazio di essere qui presenti oggi, che vogliamo fare un saltino in più. I non vaccinati, tra le categorie per le quali è fatto obbligo della vaccinazione, quindi forze di polizia, mondo della scuola eccetera, sono 3.521. Quindi lo scandisco bene, da oggi queste 3.521 persone hanno l'accesso diretto ai centri vaccinali. Qualora decidessero di vaccinarsi non hanno neanche l'inghippo di doversi prenotare. Quindi abbiamo deciso di fare l'apertura, sono 3.521, non sono tanti, perché le categorie, ve lo posso anche dire così avete anche un dato peraltro devo dire anche della buona performance del Veneto rispetto alle vaccinazioni anche di queste categorie. Se avete un attimo di pazienza ve lo dico. Allora, perdonatemi, ecco qua. Allora, eccoci qua. Le categorie ad oggi. Le categorie carabinieri, vi do i dati così sapete, almeno una dose, cioè che hanno fatto comunque il loro percorso vaccinale intrapreso, 92,60%, Guardia di Finanza 93,20%, personale carcerario 86,80%, quindi Guardia di Finanza 93,20%, carceri 86,80%, Polizia di Stato 90,20%, Polizia penitenziaria, prima era personale carcerario, Polizia penitenziaria 90,60%, scusate, Vigili del Fuoco 85,10%, personale scolastico, e qui spezzo una lancia nei confronti di chi fa continuamente polemiche contro il personale scolastico, io ve l'avevo già detto in tempi non sospetti, 98,31%. In totale, signori, mancano all'appello 3.521 persone, che non sono un'enormità, che se decidessero di fare un accesso rapido da questo istante a stasera le vacciniamo tutte, perché sono l'8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana. Questo ve lo volevo dire perché è un servizio che si vuol dare, visto e considerato che da oggi sono obbligatorie le vaccinazioni per queste categorie. E proseguiamo sul fronte delle vaccinazioni e delle dosi booster, però volevo darvi un altro dato, che alle 12 di oggi abbiamo 18.029 under 12 che si sono prenotati. Vi ricordo che la popolazione vaccinabile under 12 è di 300.000, ad oggi sono 18.029. Anche qui ricordo nuovamente che la prenotazione può essere fatta solo nel momento in cui si è compiuto il 5° anno di età, cioè non si fa preventivamente come per gli adulti, ma proprio per evitare bug informatici e casini con i programmi. Tu compi 5 anni, la mamma e il papà ti prenotano la vaccinazione, che sarà breve, cioè non è che viene rilanciata a mesi. E si continua su questo fronte, c'è un ritardo in una consegna dei vaccini, c'è un lieve ritardo, io spero che sia solo un pneumatico forato, una roba del genere, insomma l'uso delle catene in qualche passo, ma che arrivino i vaccini, nel senso che noi abbiamo bisogno di vaccini, perché vi ricordo che stiamo vaccinando, oggi noi siamo a una velocità di crociera
che è sostanzialmente quella massima mediamente che abbiamo ottenuto nelle migliori giornate di giugno-luglio di quest'anno, perché siamo ancora nel 2021. Infine chiudo, ma chi è che fa tutto sto casino? Bisogna farsi gli auguri a Natale. Potete chiedere di stare zitti? Prego. I 3.521 sono persone che non hanno ancora avuto neanche la prenotazione, quindi sono sostanzialmente la popolazione eleggibile a un'eventuale vaccinazione se decidessero di sottoporsi. No, sto parlando di prima dose, stiamo parlando di categorie per la prima dose. E prima vi ho detto invece i dati che sono riferiti ad almeno una dose, ma la quasi totalità anche la seconda dose, se volete vi do anche la terza dose di tutte le categorie. Vi stavo dicendo, ho perso il filo perché chiacchieravano, abbiamo il tema dei vaccini, quindi c'è questo tema, ci è arrivata la notizia che sembra che ci sia un po' di ritardo nell'arrivo dei vaccini, però noi siamo oggi a una performance di vaccinazione che è degna delle migliori giornate del 2021. Questo ci permette verosimilmente di andare a aggredire quei 2 milioni di vaccinabili entro il 31 dicembre. Non arriveremo a 2 milioni, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno 1,5 milioni su 2 milioni. Del resto il problema della terza dose, vi ricordate che io ho iniziato a luglio a dire se bisogna farla diteci subito di sì, perché avremmo recuperato un sacco di vaccinazioni nel frattempo. Io non aggiungerei altro, anzi vi ringrazio per la cortesia, ma volevo dirvi queste 2 o 3 cose che ritengo importanti per i cittadini. Prego Marco. No, ad oggi no, stiamo facendo un controllo. Considerate che l'attacco hacker che abbiamo subito alla 6 a Padova non è stata una passeggiata e non lo è tuttora una passeggiata. Cioè ne siamo usciti con le ossa rotte. Quindi ci scusiamo con i cittadini, anche se non è colpa nostra, perché magari in TV o nei vostri giornali l'attacco hacker, qualcuno dice cosa è sta roba? Si sono dimenticati di accendere il contatore. No, l'attacco hacker è una roba seria che noi abbiamo onestamente anche voluto non comunicare nelle prime ore, evitando di dare pubblicità a sti lazzaroni, la verità è che non sappiamo chi siano, ma questa volta sono veramente entrati nei gangli del cervellone. No, e io annuncio anche, come vi ho già detto, a noi non venite a chiederci riscatti perché non vi diamo soldi, niente bitcoin e altre menate del genere, quindi perdete tempo con noi. Non ve li diamo, non possiamo darveli e non vogliamo pagare i riscatti per avere indietro le chiavi dei nostri sistemi informatici. Abbiamo sistemato i software, abbiamo riassettato tutto, però ovviamente c'è adesso del tempo da recuperare. Pensate solo alle ricette dematerializzate e tutta quella povera gente che si è ritrovata che il medico prescriveva, andavano in farmacia e non trovavano più niente. Quindi di disguidi ce ne sono stati tanti. Non abbiamo oggi notizia, la stiamo verificando, di clonazioni di Green Pass o Super Green Pass e comunque qualora ci fosse la identifichiamo con velocità. Però vi ricordo che questo è un sistema nazionale, quindi si tratterà anche di capire che chiavi hanno trovato eventualmente per entrare. Prego. Una cosa si riferita sempre all'attacco hacker, non vi è arrivata nessuna tra virgolette rivendicazione? No. Neanche la Befana non ci ha scritto, nessuno. E l'altra cosa riferita a quello che adesso sta creando polemica, cioè il fatto che il Novax non può viaggiare fondamentalmente. Neanche col tampone. Questo è il tema di decisioni nazionali che rientrano in un piano di sanità pubblica e io non aggiungo altro, diciamo che la vaccinazione è gratuita, è un'opportunità per tutti i cittadini, tutti noi siamo figli di piani di sanità pubblica, le nostre mamme e i nostri papà ci hanno accompagnato alle vaccinazioni. Questo vaccino io lo dico a beneficio di chi ha paura, mi rendo conto che chi ideologicamente è contro il vaccino rispetto alle sue idee non aggiungo altro, nel senso che siamo in un paese libero, ma chi ha paura è
e al limite tra decidere di farlo o non farlo, voglio ricordare che questa, fra virgolette, tecnologia, no? Questa modalità di produrre vaccini viene mutuata dal fatto che quei vaccini saranno i farmaci che circoleranno dal cancro da qui non ai prossimi 100 anni, da qui ai prossimi mesi, visto e considerato che ad esempio la tipologia, la modalità di utilizzare l'RNA messaggero oggi è già certificata per il melanoma, tanto per dire, quindi ci andremo a vaccinare per il melanoma piuttosto che per altre patologie, diciamo, oncologiche. Quindi se qualcuno dice dal punto di vista formale io l'RNA messaggero non me lo faccio, sappia che nei prossimi mesi, nei prossimi anni troverà sempre di più farmaci che utilizzano questa, diciamo, nuova tecnologia, diciamo, nuova via di cura, che è ovviamente frutto di ricerche scientifiche, come lo è stata il giorno che hanno scoperto la penicillina, e qualcuno direbbe una muffa, mi no voglio. Altro? Prego. Buongiorno, piacere, Francesco Dottaghi, sono a Venezia. Sì, prego. L'impegno, lo sforzo della Regione Veneto per completare la campagna di immunizzazione è evidente. Quanto questo può incidere sulla proroga del decreto sul Green Pass e dello stato d'emergenza, insomma, riuscire veramente Allora, lo stato d'emergenza è stato prorogato al 31 marzo. Come vi avevo anticipato l'altro giorno, mi aveva fatto forse l'Angela la domanda, 2 giorni fa vi ho detto guardate, ogni volta che scade lo stato d'emergenza c'è sempre il tormentone, ma è d'accordo o non è d'accordo? Valutiamo la situazione e guardiamo in faccia la realtà, siamo in fase emergenziale, punto. E quindi abbiamo necessità di muoverci ancora in un terreno di battaglia che è quello della fase emergenziale. Detto questo, si sta procedendo bene con le vaccinazioni, Veneto ha superato l'86% e io immagino, spero che nel giro, vorrei dire, per fine anno di arrivare al 90% se fossimo così bravi. Devo anche dire che le prime dosi stanno aumentando, abbiamo triplicato le prime dosi rispetto a un mese fa, quindi siamo sulle 3.000 prime dosi nelle giornate migliori, contro le 900, 1.000, 1.100 di un mese fa. Dall'altro c'è da dire che la pressione ospedaliera ci preoccupa, perché? Perché comunque crea fibrillazione nel sistema, questi sono pazienti complicati, se avete modo di... per Natale intervistatene qualcuno che vi spiega che vita fa un paziente Covid in ospedale. Team di cura intensiva e quindi team molto professionali. Allora noi abbiamo da un lato circa 300 terapie intensive vuoto per pieno che dobbiamo avere sempre occupate per altri pazienti, interventi chirurgici generali, trapianti, traumi stradali, quindi incidenti stradali, ictus e altro. Poi abbiamo questo piccolo panettone che cresce dei pazienti Covid che sono ipercomplicati e che oggi è arrivato a 144, quindi 300 più 144 fanno già 444 terapie intensive. Noi ne abbiamo 1000, ma non si può sposare l'adagio di dire ma attivatele tutte 1000 così abbiamo risolto il problema, non vi preoccupate più di tirare freno a mano. Il problema è che attivate le terapie intensive in qualsiasi regione vuol dire condizionare e orientare tutta l'attività sanitaria sulle terapie intensive, perché i team di terapia intensiva non sono proprio dei team, diciamo, anonimi, prevedono professionalità, quindi non è che mancano le terapie intensive, è che fatto 100 il personale, fra l'altro in questa ondata, è bene ricordarlo, il personale fa vaccinazioni, 47.000 al giorno, tamponi, 130.000, 140.000 al giorno, poi abbiamo questo 1.180 pazienti in ospedale Covid e poi tutti gli altri pazienti. Quindi se dovessimo pensare a una congiuntura astrale negativa perfetta è questa, perché abbiamo con lo stesso contingente di personale dell'anno scorso abbiamo quadruplicato le attività. E guardate che 140.000 tamponi al giorno, adesso tutte le sere facciamo diffondere la tabellina, l'avete vista? Vi rendete conto il lavoro ciclopico che fa il Veneto? Cioè, quando voi, vi dico solo per esercizio, quando vedete 148.000 tamponi il Veneto, 2,9 o 2,8 la percentuale, il numero di positivi su 100.000 abitanti, e poi vedete una regione che ha gli stessi abitanti nostri e ha il 4,50
di positività, ma con 40.000 tamponi voi dovete fare 4, 8, 12, quasi 16, cioè prendete quel 4,8% di positività e lo moltiplicate per 4, perché a parità di tamponi, se voi uniformate il numero di tamponi, ci sono regioni veramente che sono andate fuori per fuori con la positività sui tamponi. Quindi vuol dire che siamo in piena ondata. Se non ci fossero i vaccini, ditelo ai cittadini, oggi saremmo tutto chiuso, sarebbe tutto chiuso, perché forse non ci siamo resi conto. Cioè con l'incidenza di oggi che ha il 400 su 100.000 abitanti, terapie intensive e tutto, noi saremmo chiusi se non ci fossero stati i vaccini. Cioè zona rossa. Il ministro Speranza introduce l'obbligo di un tampone per chi già vaccinato rientra dalla Comunità Europea in Italia. L'Europa non la prende bene. Non la prende bene perché poi si può spiegare un vaccinato che fa 3 dosi che deve ritamponarsi. Allora, il vaccino non è la barriera corazzata attraverso la quale nessun proiettile, anche quello più importante, non passa. Il vaccino è un'ottima barriera, però noi sappiamo che il vaccinato può essere comunque vettore. Quindi il vaccinato ad esempio ha 6,8 volte di meno la possibilità di infettarsi, ma è altrettanto vero che se si infetta ha 8,2 volte la possibilità in meno di ricoverarsi, di farsi ricoverare, il che vuol dire che il vaccinato potrebbe essere semplicemente un trasportatore di carica virale da un individuo all'altro e non essere assolutamente sintomatico. Quindi il vaccino fa il suo mestiere, ti protegge, non ti dà grosse evidenze cliniche, c'è uno studio ieri che diceva che abbassa di 16 volte la malattia grave nel vaccinato con la terza dose, però ciò non toglie che possa, pur avendo il vaccino un effetto sterilizzante come si definisce, ciò non toglie che molti vaccinati possono tranquillamente essere dei portatori sani, definiamoli così. Quindi io non ci vedo nulla di trascendentale che si faccia il tampone. Guardate, lo si fa. Cioè, corsia preferenziale per il non vaccinato che fa 2 giorni veramente quando rientra e il tampone un po' più particolare, poi però gli faccio punti d'oro perché dico vieni a vaccinarti quando vuoi. Quello è un altro tema. No, voglio dire, sta creando nella popolazione che ha rispettato le regole dalla A alla Z e si dice anche magari che si farà anche il quarto vaccino, non fa una piega. Poi però si porta sempre di più la vita a lui sto pagando. Sì, questa è la ricaduta, purtroppo questa è la ricaduta. Ma sentite, guardate, in Veneto, parlo del dato del Veneto, noi abbiamo 620.000 persone che non si sono ancora vaccinate. Cioè, avete presente quanto sono? È una provincia del Veneto, è come se le mettessimo tutte insieme una provincia tipo, non so, adesso cioè Treviso ne ha 800.000, insomma una media provincia del Veneto. Cioè, capite che sono un contesto nel quale comunque la diffusione del virus avviene. A queste persone noi veramente l'unica cosa che possiamo dire: vaccinatevi, perché poi finisce che diventa sempre più alta la tensione tra vaccinati e non vaccinati. Presidente, tornando a una cosa la ministra questo ce lo faremo come abbiamo fatto negli scorsi 2013. Lei Bisogna correre. Dobbiamo correre, abbiamo 2 grandi opere, la variante di Longarone che è finanziata e la variante di Cortina che è finanziata, sono 600 milioni di euro già finanziati e quelle sono 2 opere che comunque devono vedere la luce. Longarone sicuramente la vedrà fino in fondo, Cortina ho qualche dubbio che arrivi proprio fino alla fine, però verrà impostata e quindi lì abbiamo una certezza. Sulle opere poi sportive non si discute, cioè le Olimpiadi senza le piste e gli impianti non sono presentabili, non sono praticabili. Sul Bob noi andiamo avanti, la prossima settimana il 21 avrete qua la federazione che viene a spiegare tutto quello che è Bob Italia, Bob Mondo e quello che abbiamo intenzione di fare con la nuova pista di Bob, che sarà meno impattante, più corta, e sarà una pista di Bob che sarà l'unica paralimpica, quindi sapete che la disciplina paralimpica entra nelle Olimpiadi, quindi saremo anche titolati a fare questo, e poi ovviamente sarà una pista di Bob che si candiderà a tutti gli eventi internazionali.
Sì, ridurla a dire che ci sono pochi praticanti è come dire che nell'altopiano di Asiago, quando avevamo l'Olimpionico Fabris, chiudiamo tutto perché ce n'è uno solo che sa pattinare. Insomma, vi ricordo che la pista di bob di Cortina Eugenio Monti è la più vecchia al mondo, 1928. Posto ragazzi? Buon lavoro? Dimmi. Commentano le indagini della polizia postale che hanno scoperto in varie regioni d'Italia, tra cui il Veneto, acquisti di Green Pass falsi da parte... L'ho appena detto prima. No, scusa, vabbè, ma commento che le forze di polizia, gli inquirenti fanno sempre un gran lavoro, come i tribunali. Però il problema è uno solo, che il Parlamento deve dare leggi sempre più severe, perché sennò finisce che gran parte di queste attività poi finiscono in nulla, perché poi le pene sono irrisorie. Ma non ho ancora fatto il conto, eravamo 13,78 l'altro ieri di occupazione dell'area non critica, verosimilmente nelle prossime ore è probabile che si passi. La variante Omicron, guardate, oggettivamente oggi noi la dobbiamo interpretare come ancora un problema di informazione, no? Perché ricordo la variante Delta, la variante inglese, cioè arrivava prima la fama di queste varianti e poi l'effetto clinico l'abbiamo visto, insomma siamo riusciti a gestirlo. Vedo che i nostri Omicron che abbiamo in Veneto, pauci sintomatici, asintomatici, abbiamo una signora che abbiamo trattato con i monoclonali, ma una signora anziana, con morbidità, insomma tutta un'altra storia, la gestiamo anche questa. Dopodiché è anche vero che sulla proteina spike, tutti gli innesti che ha, sembra che il vaccino riesca ancora a fare fronte anche su questo. Vi ricordo che lo zooprofilattico abbiamo dato l'incarico di testare con virus vivo, quindi fanno un lavoro anche a rischio, l'efficacia del vaccino sull'Omicron, visto che adesso abbiamo il virus, cioè abbiamo la variante in casa, ce la siamo portata al zooprofilattico e la lavoriamo in vivo, quindi non col virus ammazzato, ma quindi con la virulenza che ha. Il Veneto è un po' circondata, Austria, Germania, Slovenia, insomma, l'esplosione di contagi. Poi che misura prevedibile se non si viaggia ancora? No, evitare gli assembramenti. All'aperto e chiuso bisogna evitare gli assembramenti e arieggiare i locali. Fateli i pranzi a casa, a Natale, l'ultimo dell'anno, ma arieggiate i locali. Se poi potete, io lo dico, so che gli scienziati sono tutti agitati quando dico queste robe, ma bisogna essere pratici, si va a comprare, se potete, un test anche rapido, è sempre meglio che non farlo. Vi mettete un po' di amici, sono 5, 6, 7 euro a testa e si fa sto test in casa, per quanto sgangherato possa essere, comunque se c'è uno che mette carica virale lo becca. Magari non beccherà chi è agli inizi, quindi a pochi CT, no? A poche amplificazioni, però anche questo può servire e con il virus non si scherza. Grazie, basta per oggi. Buon lavoro. Insomma, rientriamo adesso da questa lunga diretta, abbiamo sentito tutti gli aggiornamenti da parte del governatore del Veneto Luca Zaia durante la presentazione del programma delle prossime Olimpiadi Cortina Milano 2026. Io lancio adesso una breve pausa, ci troviamo tra poco. E si conclude qui il nostro quotidiano appuntamento con l'informazione regionale. Ricordo TG Bassano questa sera 18:50, TG Vicenza 19:15. Grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci. Una buona giornata, arrivederci.